Oggi giornata importante per la città di Vittorio Veneto. Ma è una giornata importante che segna un abbraccio nella sala consigliare tra il Consiglio Comunale, quindi la città di Vittorio Veneto, con il primo FOD, ovvero il quinto Corpo d'Armata. Un buon rapporto tra i cittadini e anche il primo FOD. Lei cosa ne pensa? Sì, è un rapporto bellissimo tra, ripeto, la città di Vittorio Veneto e il primo FOD, di collaborazione su tante cose, su tante manifestazioni sportive e non solo, e quindi segna così un assieme tra due realtà in una splendida città. I nostri militari all'estero impegnati in scenari di guerra, in missioni di pace, ma che in pace non sono agli occhi del mondo i migliori ambasciatori dell'Italia in questi frangenti. Quindi va a loro, ai loro familiari, il nostro grazie sentito perché mettono a disposizione di tutti noi il bene più prezioso che è la vita.